Se fossimo in un paese libero, un premio come l'Ivoc non dovrebbe esistere, perché è avvenuto allo Strega con l'esclusione di un elettore russo che poi è stato fatto rientrare, ma questa discriminazione rispetto al tema della guerra e quella ancora più grave rispetto al Covid fa sì che studiosi, scrittori, persone che hanno amore per la letteratura e per la bellezza non abbiano potuto accedere alle biblioteche, benché esse non siano luoghi in cui sia verificata una diffusione del contagio, ammesso che essa dovesse diffondersi presso i non contagiati, i non vaccinati. In realtà abbiamo verificato che il Covid si diffonde da non vaccinati a vaccinati in maniera equanime e che un vaccinato può contagiare, per cui non si capisce come l'obbligo del vaccino possa determinare una diversa posizione rispetto ai diritti. Per cui non so chi vincerà il suo merito, ma certamente chi vincerà sarà stato un uomo libero, e non perché si è ribellato, perché ha rinunciato o rifiutato di obbedire a uno Stato che stabilisce una malattia obbligatoria, ma perché si può considerare psicologicamente sano. Spesso gli autori sono malati per le loro idee, ma possono essere perfettamente sani fisicamente. L'idea di costringerli a sentirsi malati e quindi obbligarli a vaccinarsi perché la loro condizione è una condizione di pericolo per sé e per gli altri è letteralmente un assurdo. E quindi chi ha avuto l'intuizione, Manuel Franz, di inventare questo premio ha fatto una cosa apparentemente bizzarra, ma che indica in modo decisivo una discriminazione intollerabile. Lo scrittore non può essere interdetto o impedito perché sano ha deciso di non vaccinarsi, nella preoccupazione che benché sano possa contagiare altri. Questo è il passaggio più ridicolo, più cruciale di queste norme che i governi Conte e Draghi hanno imposto, fino al paradosso di oggi, dove il contagio si diffonde senza portare pericoli particolari. Ecco perché i nuovi linguaggi, terapie intensive, Covid, vaccini, tutto quello che abbiamo dovuto sentire come un'ossessione tutti i giorni, ha determinato una limitazione della libertà dei sani, i quali volevano e vogliono essere malati solo nelle idee, non nel corpo, come ho detto. Ora, l'idea che uno possa avere un pensiero assolutamente sano e debba sentirsi malato nel corpo e quindi costretto a vaccinarsi determina degli effetti inaccettabili, e quindi perfino un premio come questo, che cerca di restituire l'onore, la dignità, la salute mentale e fisica a quanti hanno deciso liberamente di non vaccinarsi. Ad essi vada, per me che non ritengo che le cure e i vaccini siano per se stessi pericolosi, e li ho affrontati, chi ha paura ha diritto ad avere paura del Covid come paura dei vaccini, anche se c'è una vulgata per cui i vaccini hanno limitato le morti, sarà. Fatto sta che persone che hanno 3 vaccini sono oggi ammalati di Covid e possono contagiare. Questo ribalta la vulgata dei mesi che abbiamo vissuto e riabilita i concorrenti a questo premio, che sono semplicemente persone libere e mortificate per essere lo Stato, mortificati e umiliati per essere lo Stato. Oggi riacquistano un diritto, essendo soltanto loro limitato questo premio, che dovrebbe ovviamente essere aperto a tutti, anche ai vaccinati, ma proprio perché si sottolinea la loro dimensione di non vaccinati, questi nel premio troveranno una compensazione a quello che è stato loro impedito con l'interdizione di biblioteche, di musei, di luoghi di cultura. Per cui sul piano della pura logica io non posso che a questo così paradossale, bizzarro
imbarazzante premio inviare il mio saluto e tutta la mia considerazione e stima per quelli che vi partecipano e per quelli che l'hanno organizzato.